Vediamoli un pochettino più nel dettaglio questi animali e ditemi se ne conoscete qualcuno adesso. Ok? Questa è la tortora e di sicuro in estate sentite anche il verso di questa. Questi li conoscete benissimo, ad esempio. Questi li vediamo qua dall'autunno all'inverno e spesso si muovono facendo questi disegni in cielo, queste nuvole gigantesche. E sapete spesso queste nuvole da cosa scappano? A volte, ad esempio, scappano dai falchi. Questa è la nuvola di storni, ma qui a fianco c'erano dei falchi pellegrini che li stavano inseguendo per cacciarli. Quindi vedete che appresso a questi animali se ne avvicinano altri ancora e diventa un ecosistema in evoluzione, in trasformazione continua, che cambia non solo dal giorno alla notte, ma con le stagioni. Ad esempio le rondini invece noi ce le abbiamo dalla primavera all'estate, poi vanno via e si spostano. Questi, i colombacci, fino a una decina d'anni fa, nelle città non si vedevano mai, stavano soltanto nei boschi. Adesso piano piano si stanno avvicinando, fanno anche i nidi dentro le città. Ok? Sono sempre più comuni, sono sempre più diffusi. Come mai? Perché trovano da mangiare, trovano alberi dove fare i nidi, trovano cibo, oppure ancora spostandoci dalla città, se ci allontaniamo di poco, vediamo che la notte ci può attraversare la strada la lepre. Il cinghiale lo sapete? Il cinghiale lo sapete? Ok. E questa? No, in sardo. Fino adesso abbiamo visto animali che ci sono di giorno, anche in città. Adesso di notte. Uno lo conoscete già, ne abbiamo parlato abbondantemente. Questo sapete dove si trova? Questo qui è una specie di rana, una specie di rospo. Allora, quello lo troviamo molto spesso nelle fontane, nei vasconi delle fontane oppure nelle vasche per innaffiare i campi. Anche questo è molto comune, anche vicino alle città, spesso all'interno delle città. Ed è un animale che abbiamo solo in Sardegna, questo qui. Questo non esiste in altre parti d'Italia e del mondo, anzi, è qualcosa di unico che abbiamo. Anche questi li conoscerete benissimo. Alcuni pipistrelli, ad esempio, innanzitutto, vabbè, sono insettivori, questo lo sapete tutti, mangiano insetti e spesso vanno a mangiare sotto i lampioni, quindi gli insetti che vengono attirati dalla luce spesso diventano prede facili per i pipistrelli. Come? Esatto, le zanzare che ci danno anche fastidio, quindi ci fa comodo avere un po' di pipistrelli che se le mangiano. I topi sono comunissimi, così come anche i ricci. Questi sono simili al barbagianni che conosciamo bene fino ad ora e sono, vabbè, l'assiolo, poi vi faccio vedere un video, e il gufo. Sapete dove stanno trovando un sacco di nidi di gufi, anche in Sardegna da noi? Nei cimiteri, negli alberi dei cimiteri. Sono sempre più comuni. Quelle sono ancora più comuni, sì, quelle ci sono ovunque. Il gufo, anche lui, fino a una decina d'anni fa non si vedeva tanto, invece è in espansione e si trova sempre più spesso, anche dentro le città. Adesso vi faccio vedere un video. Sapete che verso fa l'assiolo? E invece io sono sicuro che l'avete sentito più di una volta, anche in estate. L'avete sentito, vero? Eccolo lì. Allora, l'assiolo è un guffetto così piccolo, di queste dimensioni, ok? E si sente spessissimo anche in pieno centro. Io vivo a Sassari e l'ho sentito e visto da poco in una piazza al centro della città, trafficatissima.
Eppure lui ha trovato comodo starsene in questa piazza. Gli è nato un po' l'amore per il Barbagianni, mi fa piacere. Questo è un giovane che era appena uscito dal nido. Il nido era questa cisterna. Quindi lui è uscito dal nido e stava facendo le prime prove di volo. Vedete che è dentro una casa, no? Una struttura... Un vecchio fienile, sì, un vecchio fienile. Questo video l'ho fatto io con un sistema che scatta in automatico, una videotrappola. Sì, alle mezzanotte meno un quarto. Le civette. Vedete qua? Qua è sul tetto di una casa. La foto a sinistra è fatta proprio su un tetto di una casa, quindi in pieno centro. A volte ce li abbiamo sopra la testa e non lo sappiamo. Guardate ancora, queste sono cose molto meno comuni di quelle che abbiamo visto fino ad ora, che però piano piano stiamo documentando. I fenicotteri, sapete dove nidificano in Sardegna? Fanno i nidi solo in una zona che è a Cagliari, al Molentargius. Vedete benissimo che questa foto sullo sfondo ha le luci della città, le luci di Quarto. Quindi sono in mezzo alle case, a volte ti passano sopra la macchina. Tu non ti aspetteresti mai di trovare animali, nidi così vicini alle macchine e alle case. Questa invece è un'altra, questo è un falco di palude, è una specie che appunto è tipicamente selvatica, vive nelle paludi vicino ai fiumi. In conclusione, quello che oggi vi volevo dire è: cercate di avere sempre un po' più di attenzione a quello che avete intorno, anche in città. Quindi cercate di dare un'occhiata in più agli animali che vivono vicino a casa, siate un po' meno distratti.